Regione chiediamo che facciano la loro parte e che si arrivi a Roma, perché è sempre lì il punto cruciale, e che qui i signori a Roma cominciano anche a guardare da dove vengono poi i soldi per mantenere loro stessi. Nel giorno del Consiglio regionale straordinario sui temi della crisi del manifatturiero, la rabbia e la disperazione dei lavoratori dell'Electrolux arrivano a Venezia con un lungo corteo sino a Palazzo Ferrofini per portare nei luoghi della politica il dramma di oltre 1500 persone solo per lo stabilimento di Susegana. Esuberi, il termine tecnico, lavoratori che non servono più nei fatti perché la multinazionale del freddo ha deciso di delocalizzare la produzione in Europa dell'Est, dove i costi del lavoro, dell'energia, della fiscalità sono decisamente inferiori. Costiamo troppo, da 6 euro contro i 23 i nostri, e noi dobbiamo lottare per salvare il posto di lavoro. Una rabbia che cresce perché lo stabilimento di Susegana rappresenta un'eccellenza, il vertice di un comparto, quello dell'elettrodomestico, per il quale il Veneto è stato leader nel mondo e che ora rischia di sparire. L'Electrolux sta bene, solamente che sposta le produzioni dove può fare più utili. Oltretutto Electrolux Susegana fa un prodotto di nicchia, un frigorifero in casso, oltretutto siamo gli unici produttori di questo tipo di elettrodomestico e siamo anche in attivo. Chiaramente se si sposta una fabbrica in attivo in un paese a basso costo, l'attivo raddoppia. Electrolux è un problema perché perché fa delle scelte assurde, ma il nostro governo dov'è? La questione è stata affrontata dal Consiglio regionale, cui hanno partecipato, novità per il regolamento consiliare, anche i rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, del sindacato. Alla fine è stata votata una risoluzione unitaria che impegna il Consiglio del Veneto a chiedere un tavolo nazionale per affrontare la crisi dell'Electrolux, una politica europea che armonizzi i sistemi fiscali, le norme contrattuali, le regole del credito ed i costi dell'energia, oltre ad incentivi ed agevolazioni fiscali per sostenere la domanda interna. Noi dobbiamo porre l'accento prima di tutto su una difesa del prodotto italiano. Se lo Stato, il governo, quando pensa di gestire degli incentivi, non può farlo generalmente su una merce, deve farlo per quella merce che è prodotta in Italia, altrimenti noi non difendiamo il posto di lavoro, non solo il prodotto, e questo non è mai stato fatto. Un tavolo nazionale che il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato, assente per impegni istituzionali, si è già impegnato a convocare, invitando per la Regione Veneto l'assessore Donazzan, invito che ha aperto una polemica di stanza con il governatore Luca Zaia.